Salve a tutti e bentrovati a Di Arte. Questo purtroppo è l'ultimo incontro della settimana dedicato alla mostra Enigma. Vado a presentarvi la nostra ultima ospite, Stefania Albertini, ed è un incontro importante. Concludiamo in bellezza, come si suol dire, perché in realtà abbiamo qui non solo una degli artisti che ha esposto le sue opere ad Enigma, ma anche è coinvolta nel ruolo di curatrice della mostra, no? Sì, Quindi concludiamo proprio dedicandoci tout court alla mostra ad Enigma. Stefania, tu oltre ad essere un'artista a 360 gradi, fa mille cose, ti occupi di teatro, ti occupi di arte, sei anche l'organizzatrice di questa mostra. Chi meglio di te ci può dire come, con quali esigenze, con che necessità e tecnicamente anche come nasce Enigma? Come è stata organizzata? Allora, principalmente è nata dalla conoscenza con Vincenzo Cignarale, l'altro curatore della mostra. Ci è piaciuto, già lui aveva avuto un'esperienza con Enigma a Ravenna, una rassegna d'arte che ha organizzato a Ravenna, e ci è piaciuto portarlo a Cesena proprio per vedere come poteva il pubblico di Cesena reagire a questo confronto. Un confronto nato dalla possibilità di 5 artisti contemporanei a confronto con una pittura del Settecento, quindi con le tecniche ma soprattutto con la scuola romana di cui viene attribuite le opere, a cui vengono attribuite. Niente, è anche molto interessante vedere come il pubblico reagisce a questo confronto e carpire dalla visita della mostra le opinioni e gli atteggiamenti. Certo, ovviamente, anche perché no, l'intento è stato proprio quello di mettere in luce l'arte attuale, l'arte contemporanea, che spesso oggi è un po' offuscata dal fascio di luce, dall'aura che, per carità, con tutto il rispetto, avvolge l'arte classica, il patrimonio storico. L'arte classica è qualcosa di cui vanta sicuramente l'Italia, e che però forse mette un po' da parte le esperienze attuali, no? Sì, molto spesso sì. Il pittore dell'antico o dell'Ottocento, del Settecento in questo caso, come quelli del Novecento con i grandi delle avanguardie, si tenta sempre di mettere in luce loro e pensare che l'arte sia solo esclusivamente la loro. E invece noi abbiamo cercato di stravolgere questa cosa, cercando di far vedere 5 artisti validi, internazionali, che sicuramente hanno studiato, quindi che dell'arte classica ne hanno fatto tesoro, ma rinnovandola. Certo, infatti, e soprattutto sono 5 artisti totalmente diversi tra di loro, e quindi anche questo ci piaceva mettere a confronto, tecniche nuove, tecniche diverse, pittura e idee totalmente diverse, e questa è la cosa che a noi piaceva molto e spero che possa piacere e sia piaciuta al pubblico. Certo, anche perché comunque è vero che l'arte classica è sicuramente apprezzatissima dal pubblico, ma certo. Ci dobbiamo un po' aprire, insomma, ci dobbiamo un po' aprire a quello che si chiama arte, anche quello, però arte contemporanea, e sicuramente sì, dobbiamo. E che tutto ciò che forse è tutto ciò che accade, che tutto ciò che è storicizzato, no? Diventa è più apprezzato, non so perché tutto quello che passa alla storia è più apprezzato. Dai primi del Novecento in poi c'è un po' di spaesamento nell'approccio all'arte contemporanea da parte del pubblico. Si conosce poco, cioè bisogna comunque entrare di più nella vita del contemporaneo, quindi cercare di conoscere meglio le tecniche dei nuovi pittori. C'è da dire anche che in Italia soprattutto i musei che si occupano di arte contemporanea sono nati molto tardi rispetto alle realtà internazionali, a rilento, e mirano ad attrarre il pubblico. Ecco, qui vediamo alcune delle tue opere, di cui adesso sicuramente parliamo.
E quindi sì, sei stata coinvolta nel ruolo di curatrice, di organizzatrice insieme all'associazione di cui ti occupi. Sì, ecco, sì, di cosa si occupa l'associazione? L'associazione si occupa di tantissime cose, perché praticamente è nata come un contenitore che crea eventi, dall'idea praticamente arriva all'evento. Quindi noi abbiamo questa particolarità che ognuno di noi, come anche i vari soci, possono arrivare con un'idea nuova e poi poterla sviluppare per creare l'evento. Quindi organizziamo concerti, che è un evento molto importante, il Rocca in Concerto a Cesena estivo, e poi abbiamo organizzato altre rassegne d'arte a Cesena come anche a Forlì, e poi abbiamo fatto sfilate. Insomma, organizzate eventi e avete contribuito pure all'organizzazione di Enigma. Sì, tu mi dicevi, guarda, gli artisti che ho coinvolto e che appunto ti sei autocoinvolta. Sì. Io sì, sono nel progetto, poi Vincenzo Cignarale ha deciso di inserirmi. Gli artisti che ho coinvolto sono tutti artisti che molto differenti per tecnica e contenuti, e ovviamente differenti anche soprattutto dall'artista anonimo di cui sono esposte 2 opere, no? Sì. Ecco, ma il filo rosso che li unisce c'è? Esiste? Ma o sta semplicemente nell'arte? Perché comunque non è essenziale trovarne. Sì, è nell'arte, quindi non è essenziale trovarla, però è possibile anche vedere come comunque un artista parte sempre dal passato, comunque da quello che ha visto, da quello che può aver studiato. Stessa cosa può capitare con me, nel senso io ho fatto l'Istituto d'Arte a Forlì, poi l'Accademia di Belle Arti, e ho studiato moltissimo la prospettiva, il 400 con Pier della Francesca, Paolo Uccello, i colori stessi li ho carpiti, prese da Giotto, quindi dalla pittura fiorentina, toscana. E questo a me piace che in qualche modo quindi si anche possa tu vedere. hai una relazione con il passato sì. che ti trapela, e questo già è un elemento in comune e ne abbiamo trovato un altro. Un altro può essere anche la riduzione all'essenziale, cioè io mi sono resa conto, parlando con tutti gli artisti in questa settimana, che tutti mi dicevano l'essenziale, no? L'eliminazione del superfluo, cioè forse è fondamentale. Ecco, infatti mi sono resa conto che le vostre ricerche sono accomunate da proprio questo, dalla ricerca sì, perché si vuole cercare l'essenza delle cose. Da cosa nasce questa necessità di eliminare? Di solito, almeno per me, parte dalla società, da quello che comunque ti bombarda e che in qualche modo tu devi trovare il tuo angolo per riuscire a estromettere tutto quello che hai attorno di molto anche brutto, come si può vedere in questo periodo. Quindi l'arte è una sottrazione di sovrastrutture che già per me bombardano la società. Sì, nel mio caso sì, io cerco di arrivare all'essenza, alla trasformazione anche della stessa prospettiva, perché come puoi vedere nelle mie opere la prospettiva è totalmente destrutturata. Ecco, tu infatti dipingi tantissimi soggetti, sono davvero moltissimi soggetti che hai dipinto, sono forme geometriche dove c'è una linea, esiste una linea molto marcata, molto evidente. Sì, io parto sempre comunque dal reale, spesso dai paesaggi che vedo, dai borghi che durante i viaggi che faccio riesco a carpire. Poi li faccio sedimentare, non disegno mai o non dipingo mai subito di getto, rimangono nella mia memoria, la memoria che poi piano piano mi trasforma questo ricordo e me lo riesco a ricreare in modo totalmente diverso. Poi naturalmente è molto importante per me la tecnica, perché comunque uso l'olio, il colore a olio, però lo taglio con della cera d'api. Quindi tratti colori? Sì, cercando proprio di trovare questo senso materico, ma soprattutto antico, perché mi piace che il colore si stemperi da quella luminosità che può avere l'olio anche in sé.
e quindi mi piace molto tagliarlo con la cera d'api. In più mi piace utilizzare tele trattate direttamente da me, quindi le preparo con un'imprimitura. Come le prepari? Di solito con tempera, vinaville o colle vegetali. Questo permette al colore, trasforma sicuramente l'approccio del colore sulla tela, sì, no? Sì, sì. E le mie tele di solito assorbono molto anche il colore, perché poi sono tele della mia nonna, sono lenzuoli. Semplicemente lenzuoli, sì, che io... questo è un dato. Sì, lenzuoli di quelli grossi, di quelli di cotone. Cioè tu utilizzi dei lenzuoli come te? Ho portato via tanti lenzuoli alle mie nonne. Ma questa esigenza nasce da un approccio qualitativo? Sì, sì. Cioè è migliore? Sì, per me almeno sì, perché io sfrutto molto le texture proprio della tela. E di come io stendo poi sulla tela, su questi lenzuoli, l'imprimitura, quindi per me è fondamentale, perché poi mi creano delle velature di un certo tipo, il colore me lo assorbe in un certo modo, cioè per me è molto importante e quindi non uso le tele classiche che si possono comprare, almeno cerco di non utilizzarle finché proprio non finisco tutte le tele a mia disposizione. Però i tuoi quadri sono ovviamente pululanti di colori diversi, ti è stata attribuita una paternità cesaniana, ti è stata attribuita, sono state riconosciute come un tributo a Picasso, no? Sì, sì. Quale di queste ti appartiene di più? Ma Cézanne è quello che mi appartiene di più. Ho studiato molto Cézanne, ho studiato non solo il colore ma anche proprio il modo la temporalità che poteva dare lui nei suoi quadri e quindi il fatto di utilizzare un po' tutte le dimensioni, che non solo la tridimensionalità, ma pensare al tempo, pensare al sentimento, che tutto questo compone un'opera d'arte e io spero che nei miei quadri si possa vedere. Quindi Cézanne è quello che ti appartiene di più? Sì. Dopo su Picasso ho preso un po' trasformare, sfaccettare la realtà, quello mi piace perché comunque è un'architettura... Forse anche il trattamento delle forme, soprattutto soprattutto in un terzo periodo, esatto, nel periodo cubista, comunque certo, quello si vede molto, traspare molto. Sì, la geometria perché la geometria? Cioè, perché è fondamentale? Io provengo dall'istituto d'arte, ho fatto oroficeria. Ok. Quindi oroficeria, i miei piccoli gioielli sono stati portati inizialmente in grande sulla tela e la geometria per me è importante perché vi dà sicurezza. È una cosa che... Questo un po' ti ricollega, no? Potrebbe essere alla fine un altro elemento di contatto con l'arte anche rinascimentale o l'arte classica che appunto, come ho detto prima, come ho detto nella precedente puntata con un altro artista, che si basa molto sui principi classici della perfezione, e la perfezione nell'arte classica era principalmente l'armonia delle forme e la geometria. Quindi poi alla fine vedi che ritorna l'arte, ripropone sempre gli stessi contenuti, cioè ripropone gli stessi contenuti rinnovandoli, ovviamente adattandoli al contesto socioculturale. Io penso che sia fondamentale avere delle regole da seguire nell'arte, perché altrimenti poi non si riesce più a dare una valutazione e a distinguere cosa è arte e cosa non è arte. E a proposito di questo, ti voglio chiedere proprio relativamente al tuo lavoro di curatrice, e poi è la tua prima esperienza da curatrice, spero la ripeterai, no? Sì, spero proprio di sì. Vorrei chiederti come si relaziona oggi la figura del curatore all'interno dell'istituzionismo museale. L'artista cerca il suo pubblico da solo, esiste ancora il ruolo di curatore? Allora, il ruolo di curatore in qualche modo deve esistere perché altrimenti è difficile, come in questo caso con Enigma, creare un'omogeneità. Perché il curatore deve trovare comunque un equilibrio nel costruire proprio la mostra, perché il fruitore deve avere un filologico, un percorso. E poi ne ha le competenze. E neanche le competenze, almeno in questo caso. Però diciamo che non deve
offuscare il lavoro del... No, e infatti l'obiettivo è proprio di fare esaltare e valorizzare gli artisti e mai far vedere quanto è bravo il curatore a fare le cose, anzi devono essere insieme portate avanti. Quindi un ruolo di mediazione. Di mediazione. Bene Stefania, io oggi ti saluto, il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito qui, ti ringrazio per essere stata qui, per aver presentato e parlato di Enigma. Saluto anche il pubblico a casa, vi rimando alla prossima puntata di Arte con artisti sempre nuovi. Ciao a tutti e seguiteci.